Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. Apriamo questa edizione del notiziario con l'incidente avvenuto la scorsa notte sulla 8 e che è costato la vita a un verbanese di 52 anni. Per quasi 4 ore l'autostrada è rimasta chiusa tra Busto e l'innesto della Pedemontana in direzione Varese. Ma andiamo a sentire tutti i particolari nel servizio di Luca Spriano. Tragedia sull'autostrada 8 Milano-Varese. Poco prima delle 5 di oggi ha perso la vita un uomo di 52 anni residente in provincia di Verbania. L'incidente è avvenuto nel tratto fra Busto Arsizio e l'innesto della A36 Pedemontana in direzione Varese. Per cause ancora da chiarire, un'autovettura, una Ford Fiesta, si è ribaltata. 3 le persone coinvolte nell'incidente, oltre al 52enne deceduto anche un suo coetaneo e un 38enne. In seguito al sinistro, il tratto tra Busto Arsizio e il bivio con l'A36 in direzione Varese è rimasto chiuso per alcune ore per poi essere riaperto poco dopo le 8. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella prima parte della mattinata. Le code hanno superato anche i 4 chilometri. E ora passiamo alla politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinviato gli impegni che settimana prossima avrebbero dovuto portarlo a Stresa e sull'Isola Bella, tra cui il più importante, l'incontro con il parigrado tedesco, per seguire da vicino gli sviluppi della crisi di governo. Intanto stasera il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, sarà presente alla festa del partito di Caronno Varesino alle 19.30 all'area feste dei Viamacchi per spostarsi poi alle 21.30 a quella gemella nel piazzale degli Alpini di Arcisate. In questa seconda occasione sarà presente anche il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Quasi 50 ladri d'acqua individuati nell'ultimo anno e mezzo nel territorio delle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara. I controlli del gestore hanno consentito di scoprire 46 persone, sia privati cittadini che titolari di imprese in prevalenza di tipo commerciale, che in modo abusivo si erano collegate alla rete idrica o che avevano spiombato i contatori per prelevare acqua senza permessi e pertanto senza pagare. Tutte sono state denunciate dalle forze dell'ordine. E sempre a proposito di acqua, tema particolarmente sentito in questo periodo di siccità, Alfa ha annunciato l'arrivo della tariffa unica in tutti i comuni serviti, cioè l'intera provincia tranne Varese. Il gestore unico dell'ambito territoriale ottimale farà pagare 1,33 euro al metro cubo. Il costo pro capite, 220.000 i contatori gestiti per una popolazione di 750.000 abitanti, è inferiore del 36% alla media italiana, che è tra le più basse europee. Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, ha commentato con poche parole: la tariffa unica, ha detto, è una questione di equità sociale. A Varese questa mattina è stato presentato il nuovo centro ambientale mobile. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Renata Manzoni con le immagini dell'agenzia Blitz. Chiediamo all'assessore San Martino a che cosa serva, quando entri in funzione e perché. E c'è questa aggiunta con la nuova azienda che si occupa dei rifiuti e dei servizi per l'ambiente in città, la Sangalli. In pratica, come potete vedere, è un container che verrà posizionato una volta alla settimana in vari punti della città, nei vari quartieri. Si parte già da questa domenica a Casbeno, ma il calendario si trova sul sito della Sangalli e servirà ai cittadini per poter conferire piccoli oggetti, tutto quello che non può essere inserito nel sacco dell'indifferenziato e che naturalmente non sono ingombranti, quindi il telefonino rotto piuttosto che le pile, l'olio usato, tutto quello che normalmente non si può differenziare. È sicuramente un aiuto perché fino a questo momento bisognava recarsi in discarica nei giorni stabiliti, mentre così si troverà nel proprio quartiere la possibilità con meno fatica sicuramente di conferire tutto quello che abbiamo in casa e che magari ci ingombra. Vedete dietro le mie spalle anche un'altra novità
che io ho chiesto sin dall'inizio, essendo anch'io una cittadina, la questione dell'olio di cucina usato. Credo che tutti quelli che hanno una cucina e una famiglia sanno che è un problema, e quindi nel centro ambientale mobile si potrà conferire l'olio usato, ma abbiamo pensato di mettere in vari punti della città anche questi nuovi contenitori dove si potrà portare la bottiglia dell'olio usata e senza neanche versarla, proprio conferire la bottiglia piena. Quindi penso che anche questo sia una novità che viene incontro alle esigenze di tutti. Infine, ieri sera a Busto Arsizio, Diploma Day a Lite Tosi, il servizio di Francesco Inguscio con immagini di agenzia Blitz. È stata la notte delle stelle per 387 neodiplomati dell'ITE Tosi. 2000 persone hanno partecipato giovedì sera al Diploma Day dell'Istituto di Viale Stelvio. Per aspera ad astra era il motto di questa edizione, che ha visto come ospite a sorpresa Matteo Miluzio, astrofisico dell'Ente Spaziale Europeo. Seguite i vostri sogni e fate quello che vi rende felici, il messaggio dello scienziato ai ragazzi freschi di diploma. Alla cerimonia, presentata dalla dirigente Amanda Ferrario, sono intervenuti tra gli altri il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano e il rettore della LIUC Federico Visconti. E dopo 2 ore e mezza di spettacolo e momenti toccanti, come la borsa di studio dedicata alla memoria dello studente Davide Ghiringhelli, la serata si è conclusa col simbolico lancio del tocco e il pirotecnico show dei fuochi d'artificio. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.